Prima di entrare nel tecnico con i prossimi video, cerchiamo di spiegare in maniera semplice un pochino di concetti utili a capire che cos'è effettivamente un Bitcoin. Al termine di questo video non avrete chiaro proprio tutto, però avrete sicuramente fatto un passo avanti nella comprensione di che cosa sono le criptovalute in attesa di prossimi futuri video nei quali spiegherò concetti più tecnici. Come detto nel primo video di questa serie, che se ve lo siete perso trovate qui in alto a destra, le criptovalute nascono generalmente per risolvere alcuni problemi in maniera differente dalle soluzioni che abbiamo applicato, che hanno portato al sistema attuale, che è quello, diciamo, bancario, lo definiamo così. Il primo punto fondamentale da capire, a mio parere, è che questa valuta non fa capo a nessuno, è di chi la possiede e solo chi la possiede può decidere cosa farne. Il protocollo del Bitcoin consente a due persone di scambiarsi del denaro e lo fa attraverso un sistema che si chiama P2P, cioè peer-to-peer, che significa letteralmente da pari a pari. Un sistema nel quale ci sono soli due soggetti che interagiscono tra di loro senza intermediari. Non c'è bisogno di una banca, ad esempio. Si svolge tutto tra chi riceve il denaro e chi lo invia. Parleremo di questo aspetto in uno specifico video a parte, ma avere tutti i dati non caricati su un singolo server, ma diffusi tra tutte quante le persone che utilizzano questo sistema, consente di rendere la piattaforma Bitcoin, il sistema Bitcoin, virtualmente non disattivabile. Fin quando ci saranno delle persone collegate tra di loro che possiedono il grande registro contabile che è la blockchain, della quale farò un altro video a parte, il Bitcoin continuerà a circolare, potrà circolare tranquillamente senza impedimenti, senza che nessuno possa disattivare il protocollo. Il fatto di non avere intermediari rende il tutto completamente sotto il tuo controllo, che significa che non ci può essere una persona terza che fa una qualsiasi cosa con il tuo denaro. Non c'è la banca che raccoglie i tuoi soldi per investirli o per prestarli, non c'è un'istituzione centrale che emette moneta, non c'è nessuno che possa bloccare il tuo conto o congelarlo, nulla di nulla, è tutto completamente e totalmente sotto il tuo controllo. E tutto ciò comporta sia dei vantaggi che degli svantaggi, bisogna esserne al corrente, bisogna essere consapevoli delle cose. Gli svantaggi possono essere, ad esempio, per un utente poco esperto, fare un qualche cosa che non vorrebbero realmente fare. Mi spiego meglio con un esempio. Tu che ti approcci per la prima volta al Bitcoin, sei più o meno come un cavernicolo al quale stanno dando le chiavi di una villa lussuosa. Non sei proprio consapevole del mezzo che stai utilizzando, cioè le chiavi, e quindi potresti fare delle cose inavvertitamente che non si dovrebbero fare. Cioè non hai la consapevolezza che quelle chiavi le dovresti tenere per te e non darle ad altri. Anche perché se tu le dessi ad altri, ci potrebbero essere dei malintenzionati che ti chiudono a chiave fuori dalla villa. Penso che questa serie di video voglia andare anche in quella direzione, ovviamente non nella direzione di rubarvi le chiavi, nella direzione di rendervi più consapevoli dello strumento che potrete andare ad utilizzare successivamente, io lo sconsiglio a utenti non esperti, e rendervi più consapevoli per evitare che possiate fregarvi con le vostre mani. Niente intermediari significa anche il 100% della responsabilità di ciò che possiedi, del controllo su ciò che possiedi. E questo esempio delle chiavi sarà particolarmente calzante, vedrete in un video futuro, perché il Bitcoin esattamente funziona in un sistema a due chiavi, una privata e una pubblica, ma questo è argomento di un altro video. Un altro punto che vorrei che capiste è che esattamente come in banca, anche con i trasferimenti di Bitcoin, per ogni trasferimento viene applicata una commissione, che è una piccolissima percentuale di quello che stai trasferendo. E andremo a capire in un video futuro come mai esistono delle commissioni in un sistema in cui esistono solo due parti, senza intermediari. A chi vanno queste commissioni? Dove finiscono? Il sistema di Bitcoin ti consente di fare dei trasferimenti di denaro internazionali in pochissimi minuti. Per altre criptovalute si parla addirittura di pochi secondi, cosa che nel sistema bancario tradizionale avviene allo stesso modo, quindi la stessa transazione succede dai 30 minuti alle 16 ore. Un'altra differenza col sistema bancario è che qualunque trasferimento non può essere annullato, c'è la certezza assoluta, che è uno dei principali benefici di questo tipo di tecnologia, del trasferimento. Se un trasferimento è avvenuto è irreversibile, non si può tornare indietro. Questo fa molto comodo ad esempio ai commercianti
che non hanno tutti i problemi che riguardano le regole sulle carte di credito. Ad esempio, ho fatto un video sulla differenza tra carte di credito, carte di debito e carte prepagate, che trovate qui in alto a destra. Non deve sottostare a tutte queste regole e soprattutto alla certezza del pagamento, perché quante volte sarà successo, ad esempio, a qualcuno di voi che vende oggetti da privato, di vendere qualcosa su PayPal, le persone ti pagano, gli arriva l'ordine e poi chiedono indietro i soldi e tu rimani fregato. Tantissime volte succede questa cosa. Con Bitcoin non può succedere perché non si può annullare un pagamento. Questo sistema però, è bene dirlo, ed essere sempre consapevoli anche degli svantaggi, porta con sé appunto diversi svantaggi, come ad esempio l'impossibilità di recuperare il proprio denaro nel momento in cui si è commesso un errore, effettivamente. Un altro aspetto degno di nota è la sicurezza delle transazioni. Se faccio una transazione con una carta di credito, ad esempio, o di debito o prepagata, dovrò fornire tanti miei dati personali e quei dati spesso non sono al sicuro. Questo come si risolve col sistema del Bitcoin? Semplicemente tutte le transazioni sono tracciabili perché sono inserite nella blockchain. Tuttavia, gli utenti sono anonimi, nessuno sa a chi corrisponde quella transazione. Un altro punto fondamentale è capire che questa valuta non è statale, non fa capo a nessuna istituzione, e questo significa che puoi fare trasferimenti in tutto il globo senza alcun problema. Se il tuo governo è quello italiano, il presidente degli Stati Uniti, la dittatura della Corea del Nord o qualsiasi altro tipo di governo, Bitcoin se ne frega semplicemente. Non conta di quale nazione sei. Non esistono le nazioni per Bitcoin, è come su Internet. Internet non conosce confini. In questo sistema gli stati non sono neanche presi in considerazione. È come se fossimo tutti appartenenti a un unico stato gigantesco, è globale. Proprio per questo motivo, coi Bitcoin puoi fare qualsiasi cosa, qualunque cosa ti pare. Non esistono limitazioni se non quelle tecniche del protocollo. Tuttavia, questo genere di libertà fa storcere il naso a molti, facendola additare come la criptovaluta del malaffare. E lo è, o meglio, lo è quanto euro e dollari. Viene utilizzata anche dal malaffare, è inutile nasconderlo, ma non è utilizzata solo per quello. Come ogni altra forma di scambio, merita il suo rispetto e la sua dignità, esattamente come euro e dollaro. Esattamente come non releghiamo queste due valute al mondo criminale, non dovremmo farlo neanche col Bitcoin. Detto ciò, spero che concordiate con me nel condannare qualsiasi utilizzo illecito di qualunque tipo di valuta, non solo criptovalute. Da capire bene è anche il fatto che Bitcoin non esiste se non in forma di una sequenza di bit. Non è niente di reale e tangibile, non è oro, non è un sasso, non ha niente, non ha un sottostante. Non c'è niente di tangibile associato al Bitcoin. Si chiama criptovaluta perché oltre ad essere digitale deve essere anche sicura. E come fa ad essere sicura? È sicura perché è criptata. Questo significa che chiunque non possieda la mia chiave di decriptazione non può spendere il mio denaro. Sono quindi inserite in un sistema che non si basa più sulla fiducia come il sistema bancario, ma è un sistema che si basa sulla matematica, sulla certezza della matematica. E quindi sono molto sicure e poco manipolabili, con i suoi pro e contro. Esistono anche dei contro dell'essere poco manipolabile, perché ad esempio la prima cosa che si fa quando si entra in crisi è cercare di arginare questa crisi manipolando la moneta, cosa che con Bitcoin non puoi fare. Cerchiamo quindi di riassumere in una frase sola che cosa sono i Bitcoin. Sono monete digitali, non tangibili, non manipolabili, che servono a fare degli scambi tra due persone senza intermediari, sicure perché sostenute dalla matematica, dalle rigide regole della matematica e non dal sistema fiduciario che è quello bancario. Le transazioni non sono annullabili in nessun caso, hai il totale controllo del tuo denaro e ciò implica delle responsabilità, è una valuta globale che non deve sottostare alle regole di nessuna nazione, ogni scambio di questa valuta costa una piccola transazione, una piccola commissione per ogni transazione, non subisce né le stringenti regole che hanno ad esempio le carte di credito, né problemi di sicurezza e di privacy per quanto riguarda i propri dati personali, perché gli utenti sono anonimi, ma le transazioni sono pubbliche, sono tracciabili. Bene, io spero che vi sia un pochino più chiaro che cos'è il Bitcoin. Ultima chicca finale alla coda di questo video è che durante il video ho detto che il Bitcoin
non esiste in maniera tangibile. Tuttavia ciò non è effettivamente verissimo, in quanto esiste una sua versione fisica che si chiama Denarium, della quale probabilmente parleremo però molto più avanti, perché è una cosa molto particolare.